Allora, si diceva prima fuori onda, cerchiamo di chiudere con un po' di ottimismo per coloro che sono ancora giovani, ma diceva giustamente il Presidente Garofoli, corretto ottimismo, realistico ottimismo, certo, non eccetera. Quindi quali opportunità potrebbe creare ulteriormente la Regione nell'ambito delle proprie competenze allo stato attuale, anche per dare spazio ai giovani, perché sappiamo che c'è una media di 6 mesi di durata Abbiamo un grosso problema di inserimento dei giovani non solo nel mondo lavorativo, diciamo dipendente, ma anche nel mondo imprenditoriale. Teniamo presente che abbiamo molte imprese il cui amministratori oltrepassano i 50 anni, quindi si apprestano un pochino anche a dover, se sono fortunati a costruirsela la strada, anche a lasciare il testimone ai figli. Notiamo in questo periodo un interesse più alto dei figli di imprenditori a voler tentare di rimanere all'interno dell'impresa, anche per il fatto della difficoltà di trovare lavoro impiegatizia ormai è molto difficile, quindi c'è questa propensione. Io credo che la Regione con le associazioni di categoria dovrebbe stimolare questa nuova propensione anche all'imprenditorialità da parte dei giovani, primo perché preserviamo la tradizione delle nostre imprese, perché le imprese che si fermano alla prima e alla seconda generazione disperdono un valore anche economico ma anche sociale. La Regione, a nostro avviso, dovrebbe favorire anche l'accesso al credito delle imprese giovani, delle imprese che non hanno una storia, ma non per questo non hanno progetti. La capacità di valutare la bontà di progetti, magari con le associazioni di categoria che fanno da garanti a questi progetti, è un aspetto che noi crediamo possa essere implementato. Ma come? Io chiedo proprio facendo cosa? Allora, l'accesso al credito può essere favorito anche con Veneto Sviluppo, anche con l'aiuto dei confidi, cioè dobbiamo trovare il modo di premiare le idee, quelle valide, quelle che possono avere un piano di sviluppo e di fattibilità, perché diversamente assistiamo a un cortocircuito di un'azienda che ha una buona idea, non ha storia perché nasce giovane e alla banca dice se non hai storia io non posso aiutarti. Dobbiamo evitare questo, ma bisogna avere la capacità di valutare le potenzialità dell'impresa, di valutare il percorso che l'impresa nuova intende fare. Questo è un dovere anche delle associazioni di categoria che devono accompagnarla nel redigere un business plan, nel capire come affrontare certi temi, perché poi fa allo stato attuale l'associazione di categoria. Noi siamo impegnati in questo ed è un impegno molto, molto oneroso perché ti costringe e costringe il futuro imprenditore a mettersi in discussione, ma è un lavoro che dobbiamo fare prima che poi l'impresa muoia, perché uno dei problemi che abbiamo nel Veneto, ma non solo, è la mortalità delle imprese nei primi 2 anni di vita. E quando muoiono un'impresa, naturalmente, soprattutto nei primi anni, ha fallito un intero sistema. Allora, se noi riusciamo a trovare delle azioni di accompagnamento dove la Regione ci crede, dove Veneto Sviluppo che è la finanziaria della Regione riesce a dare questo sostegno in partenza a idee buone, valutate anche dall'associazione di categoria, quindi dove anche l'associazione di categoria accompagna, allora è evidente che noi facciamo un'operazione virtuosa. Diversamente non abbiamo la possibilità di preservare anche delle tradizioni, perché io sono convinto che non è necessario correre dietro troppo a tecnologie che nascono ogni giorno, ma l'associazione di categoria dovrebbe fare da abile cerniera fra l'esperienza e l'innovazione che viene portata dai giovani, non dividendole ma portandole in un unico posto che è l'impresa magari tradizionale, che magari ha una sua storia ma che deve sapersi innovare, ma non deve mollare la presa perché non trova il sostituto. Assolutamente. Elena Grandi, Presidente, chiedo anche a lei perché poi comunque giovani ne rappresenta e anche un territorio che sotto certi profili può presentarsi giovane. Ma certamente, giovani e donne aggiungerei, perché abbiamo dimenticato un piccolo mondo che è quello dell'imprenditoria femminile, soprattutto nella logica secondo me di fare rete, quello di cui stiamo parlando, in cui la Regione ci ha chiesto più volte di intervenire, il discorso di fare rete. Penso che i giovani e le donne siano i 2 mondi che sono più abituati a fare rete.
parliamo anche, faccio l'esempio, sia di giovani che di donne che magari hanno perso il lavoro e sono tutte le imprese nuove, dati Unioncamere, una buona parte delle imprese che si sono create negli ultimi 2 anni sono nate proprio da persone che non avevano più il lavoro e che sono diventati autoimprenditori, quindi questa imprenditorialità nuova che sta nascendo dobbiamo seguirla. Puntiamo sul discorso, dicevamo prima, di formare e le Confcommercio hanno proprio questa logica di seguire pari passo queste nuove imprese che si creano. Noi proprio l'altro giorno abbiamo accolto in associazione 2 signore che erano rimaste a casa dal lavoro perché i negozi per cui lavoravano hanno chiuso. Hanno creato una nuova impresa, un piccolo negozio di frutta e verdura. Io sono stata felicissima come presidente Confcommercio di Rovigo di andare a inaugurare questa azienda perché le abbiamo seguite dall'inizio alla fine, abbiamo ricercato il credito insieme a loro, abbiamo fatto il business plan in sinergia con loro e quindi quello che noi chiediamo alla Regione Veneto, al nuovo governatore che ci sarà, è di seguire le imprese giovani e femminili perché hanno voglia di fare, hanno voglia di partecipare, hanno un entusiasmo che a volte si è perso in altre categorie, quindi chiediamo veramente un'attenzione particolare e un'attenzione anche al credito per queste imprese, perché come diceva giustamente Federico, sono proprio quelle imprese che non avendo un background non hanno un bilancio da portare né in banca né al Confidi per riuscire ad avere credito a tassi competitivi. Gente, Denardi. Sì. 6 anni fa facemmo un convegno, il primo della serie Il Veneto che vogliamo, nel quale dicevamo ancora, ed eravamo tutti concordi, che il Veneto era una delle regioni in cui si viveva meglio al mondo. Sì, sì, era vero. Al mondo. Ecco, sono trascorsi 6 anni, la crisi era già iniziata un anno prima e la crisi induce a spendere bene le risorse che si hanno. Il compito che affidiamo ai nuovi amministratori della Regione Veneto è, scusate con un po' di iattanza, è quello di leggersi questo documento, di selezionare la spesa in modo efficace, mirando a tutto ciò che crea lavoro e che crea ricchezza, quindi tagliando la spesa improduttiva e concentrandosi su tutto ciò che è in grado di riportare il Veneto ai fasti di pochi anni fa. Questo è l'obiettivo categorico che ci deve essere per tutti. Come vincolarli? Chiedo a lei. Come vincolarli? Sarà quello di mandarli a casa la volta successiva. La democrazia non offre altri strumenti. Ci fosse una frusta ogni tanto la useremmo anche, ma non c'è e quindi ci resta soltanto il voto da una tornata all'altra. La stessa Commissione europea ha stabilito che viene monitorato dopo i primi 3 anni, la gestione dei finanziamenti. Se in quei 3 anni i finanziamenti non sono stati utilizzati secondo quei criteri e anche per raggiungere quei risultati che sono stabiliti adesso, la nuova programmazione europea richiede elementi, motivazioni per cui usi questo finanziamento, qual è il risultato. Dopodiché ti misurano sul risultato, non si raggiunge quell'obiettivo, verranno ridotti i finanziamenti del secondo triennio o verranno anche azzerati. Allora, noi vediamo comunque che nel territorio comincia a fermentare un'attività anche di attenzione da parte dei giovani, un po' più smanettoni, più capaci di inventarsi lavori che sperimentano un'attività hobbistica che poi in realtà si traducono anche in attività reale. Molte volte possono essere apprezzati se gestiti con più imprese. Allora il lavoro che stiamo facendo è connettere le imprese per poter favorire l'inserimento di giovani quasi come pluridipendenti, questa è la logica. Chiarissimo. Abbiamo pochissimi secondi. Antonic. Ma innanzitutto ai giovani, ma a tutti gli imprenditori. Oggi abbiamo visto questa sera un socio importante dell'impresa, qualsiasi tipo sia l'impresa, sia giovane, sia del commercio, del turismo, che sono le associazioni di categoria che sono diventate effettivamente dei centri di progettazione, di affiancamento, di consiglio tramite i nostri centri di servizi, tramite i nostri fidi. Questo è uno strumento e noi lo stiamo facendo con grande responsabilità, siamo dunque un socio delle imprese. Se anche la Regione, se anche gli amministratori vorranno unirsi ed essere soci per rilanciare questa grande impresa che è il nostro territorio, bene, altrimenti noi comunque avremo fatto il nostro dovere.
Chiarissimo. Prego, Giannino Gabriel. Sì, io credo che si sia detto che in sostanza la comunità europea finanzia i grandi progetti. Abbiamo visto che il piccolo imprenditore deve pagare gli interessi al 10%, quello un po' più grande invece è al 3,5%. Abbiamo Cosa delle vuol dire? sproporzioni un po' particolari. Ecco, allora noi possiamo passare solo attraverso le reti di impresa per dare una risposta ai giovani, dobbiamo metterli assieme e creare un obiettivo Ma anche attraverso... non giovani, perché attenzione, Anche abbiamo non dato giovani. spazio a loro, ma diamo spazio anche esatto. speranza a chi è un po' più in là e che non la vede, perché i suicidi che continuano ad esserci anche nel settore terziario commercio riguardano categorie intorno ai 50 anni che giovani non sono, ma non sono anche vecchi. Certo, dobbiamo pensare anche a quelle aziende che possono dare una partecipazione all'attività formativa futura dei giovani, che hanno molte belle idee in testa, però bisogna creare dei progetti attraverso la formazione e poi farli finanziare nelle misure che sono già stabilite dalla Comunità Europea, che però attraverso l'azienda diretta non è possibile fare. Quindi giusti tutti gli interventi sono stati fatti anche prima. Assolutamente. Dai la parola, dopo diamo all'Adico e termina con Zanon. Beh, io sono molto fiducioso in questo, perché l'economia è in ripresa per una serie di motivi che sono ben chiari. Uno era il discorso di cambio del dollaro come esportazione. L'altra faccenda è che un imprenditore non si ferma davanti a niente e quindi creerà sempre impresa, perché l'impresa nascerà sempre, si rigenera perché il mondo è cambiato con l'ingresso della globalizzazione, che è un fattore anche della crisi, è uno dei fattori che ha investito il nostro paese e anche gli altri paesi europei, perché non è solo l'Italia. Il fatto della globalizzazione ha aperto tutta una serie di mercati e quindi ha messo fuori gioco molte aziende che chiudono perché sono decotte, perché non stanno al passo coi tempi. Quindi sono molto fiducioso. Il presidente della BCE Draghi ha cominciato a stampare il denaro come gli amici americani e giapponesi, e quindi l'economia riprenderà perché è un fattore ciclico e gli imprenditori ci saranno sempre perché è una razza forte. Perfetto, una battuta. Io per concludere vorrei solo dire ai giovani: non scoraggiatevi, perché oggi c'è un grande tasso di disoccupazione, ma in questo tasso di disoccupazione c'è una grande percentuale di persone che si sono anche scoraggiati a creare impresa o a cercare lavoro. Mi auguro che non rientrano mai in questa fascia di scoraggiamento, ma che anzi possono trovare sempre stimolo e forza per poter andare avanti e quotarsi nel mercato. Presidente Zanon. Poi ci troviamo di fronte a una situazione che è un po' paradossale. Progettare i prossimi 5 anni, che dovrebbe per noi essere una routine, invece sappiamo che sono 5 anni decisivi, sia per le associazioni e noi come Confcommercio del Veneto, ma come sistema di tutta Italia ci stiamo rigenerando completamente per dare la casa a chi è già nostro associato, ma soprattutto anche cercando di intercettare la domanda di punti di riferimento, di punti di ascolto e di consiglio. Dobbiamo essere un po' delle situazioni che fino a qualche anno fa neanche immaginavamo all'interno del mondo dell'impresa, della piccola e media impresa, del commercio, del turismo, dei servizi, il terziario avanzato, il terziario che verrà. Perché la consulenza è diventata la prima cosa per evitare di poi trovare delle persone che si buttano all'improvviso all'interno di un mondo che non è più come prima, che ti lascia ammortizzare il colpo. In poco tempo un'impresa nasce e muore se è completamente Quindi scordinata. dovete essere sempre più forti. Alla politica, ed è questo il nostro sforzo, è che 5 anni sono lunghi, ma nello stesso tempo cambiano completamente il mondo. Non si può più viaggiare con i ritmi lenti di come si è deciso di fare delle cose negli ultimi 20, 30 o 40 anni. In 5 anni il Veneto sarà diverso completamente.
non dobbiamo più parlare di crisi, ma dobbiamo parlare di sistema completamente diverso rispetto a quello che eravamo tutti abituati. E la speranza qual è? Che noi con consapevolezza, con grande umiltà e con grande onestà intellettuale ci poniamo a disposizione di chi fa politica, non per difendere un nostro piccolo orticello, ma per garantire a noi, a tutti quelli che rappresentiamo, ma rappresentiamo anche un sacco di famiglie, perché tutti i nostri collaboratori non sono distinti dall'impresa, fanno parte spesse volte della stessa tavola, proprio perché siamo micro o piccole e ci conosciamo tutti, non solamente per nome ma anche nelle parti più difficili da considerare se si fanno solo numeri freddi, ed è evidente che quindi Confcommercio si pone interlocutore serio, affidabile, consapevole che le difficoltà si possono superare insieme. Noi siamo a disposizione. Chiarissimo. Grazie ai nostri interlocutori, speriamo di aver dato dei diversi punti su cui anche fare delle riflessioni importantissime, più che mai queste dovranno essere fatte poi ai candidati alla regione. Sarebbe bello anche fare un incontro con i candidati, ma penso che sia abbastanza difficile almeno. Lo faremo nella nostra sede, ma non davanti a un teleschermo. Esatto, infatti quello sarà difficile, ma noi ci saremo in qualche modo, cercheremo di esserci. Allora, grazie a tutti quanti voi, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo domani. Grazie ancora, buona serata. Luigi Sposato, presidente Eurointerim. Andiamo su un'altra piattaforma, andiamo quindi su internet e parliamo di qualcosa di estremamente importante e innovativo per le aziende che vogliono farsi conoscere, far conoscere e vendere i propri prodotti all'estero, ovvero Bravo Italia è un marketplace di Eurointerim Servizi SPA e del gruppo quindi Eurointerim Agenzia per il Lavoro. Intende dare la possibilità a coloro, quindi piccole e medie aziende, che hanno un prodotto italiano, quindi Made in Italy valido, e viene data la possibilità di poter metterlo in vetrina e farlo individuare e riconoscere nel mondo. Sostanzialmente noi diamo l'accessibilità alle imprese che vogliono mettere in vetrina i prodotti in maniera molto semplice, dal telefonino, dal tablet, dal computer, si caricano, si mettono in vetrina i propri prodotti e con un click si riescono a inserire diverse tipologie, quindi taglie, misure, quantità, modalità di spedizione, tutto quello che serve per poter poi promuovere appunto all'estero il prodotto Made in Italy. La cosa che faremo è, mentre il cliente ha l'onere di inserire, quindi deve dedicare del tempo per inserire questi prodotti in vetrina, il nostro onere sarà quello, oltre a mettere a disposizione questa piattaforma estremamente evoluta, quello di posizionare nei motori di ricerca del mondo il Bravo Italia, questo marketplace, in modo tale che dalla Cina, dalla India, dagli Stati Uniti, ovunque una persona si colleghi e voglia comprare il Made in Italy, noi dobbiamo fare in modo che appaia nelle pagine di ricerca il Bravo Italia e di conseguenza poi il cliente fa le scelte rispetto a quello che ritiene opportuno. Le potenzialità che possono essere offerte alle aziende sono enormi. Come dicevo, il Made in Italy è riconosciuto come un qualcosa che appartiene a noi, quindi possono veramente tutti quanti prendere ad esempio dei prodotti che le nostre imprese producono ed esportano. Le potenzialità sono quelli di potersi andare a collocare in mercati, sia mercati emergenti sia mercati già consolidati, e di conseguenza anche, perché no, aumentare la forza lavoro qua in Italia, quindi dare delle opportunità di lavoro, perché è evidente che se si vende di più all'estero si assume di più in Italia. Va considerato che questo marketplace può aiutare, e in qualche caso è già stato così, alle imprese che mettono in vetrina i loro prodotti di poter anche trovare dei distributori e dei rivenditori nel mondo, quindi non solo vendere il singolo pezzo ma anche trovare l'opportunità di ampliare in maniera grande la propria possibilità di business. Il tuo prodotto è From Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti From Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network.
Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere.